Sebastiano Bugno, capitano della Gora Volley Mestre, sconfitto in finale da Pallavolo Padova a Trecenta, campione regionale, quindi è Padova per l'Under 19. Che partita è stata intanto, Sebastiano? Intanto siamo felicissimi di essere arrivati in finale, per noi era questo il traguardo più importante. Siamo dispiaciuti per il risultato perché sappiamo che non abbiamo espresso il massimo delle nostre potenzialità, principalmente perché dovevamo puntare sulla difesa, doveva essere la nostra punto di forza, e in molti momenti non è stato così, probabilmente anche per la tensione di giocare una finale, però più di tanto non abbiamo da rammaricarci perché la squadra del Padova era nettamente superiore. Diciamo che appunto bisognava difendere tanto stasera, sì. E forse non mi ha neanche dato la possibilità di farlo comunque. Sì, esatto, il merito certamente è merito anche loro, non solo del merito nostro, perché comunque siamo soddisfatti del risultato ottenuto. Comunque durante il percorso avete eliminato il Volley Team Club, che per voi è un derby e comunque erano campioni in carica, e già questa è una soddisfazione, immagino. Sì, esatto. Quindi siamo veramente soddisfatti, anche per è stata una battaglia alla semifinale, andare sotto 2-7-0 e recuperare 3-2 è stata veramente una bella prova di forza. Che cosa ti porterai nel bagaglio dei ricordi da questa giornata? Questa è un'esperienza molto importante, sicuramente la tensione che c'è all'inizio gara era un elemento fondamentale che dovrei iniziare a sconfiggere, diciamo, ad affrontare nel miglior modo possibile. Comunque insomma, una campagna positiva quella nel campionato regionale. Sì, sicuramente. Allora grazie Sebastiano Bugno e alla prossima. Grazie.